Il big match della 28esima giornata del campionato d'eccellenza calabrese. A 3 turni alla conclusione della regular season, Soriano e Reggio Ravagnese si trovano di fronte con in palio il terzo posto della graduatoria. Appaiate entrambe a quota 47 punti, i padroni di casa hanno raggiunto gli avversari lo scorso weekend battendo l'Ardore per 0-1. Di contro i ragazzi di mister Ianni non sono andati oltre lo 0-0 nell'ostica trasferta contro la Paolana. Dirige l'incontro il signor Andrea Musumeci di Cassino, coadiuvato agli assistenti di Cosenza Raffaele Saliture e Giuseppe Donato, quando grazie all'ausilio dell'immagine a cura di Mirko Giacopello passiamo a raccontarvi il film di questa sfida. Dopo 10 giri di lancette, prima occasione marca Reggio Ravagnese, la punizione di puntoriere sul secondo palo per Baldè che di testa manda sul fondo al 13esimo. Risposta del Soriano, cross dalla destra di Acosta per Straropoli che controlla e calcia e non impensierendo più di tanto Currà tramonta così una prima frazione di gioco avara di emozioni. Passiamo con le nostre immagini a quanto accaduto nella ripresa. Tripla sostituzione in casa Reggio Ravagnese, entrano in classe 2008 Gioiello, Zuccalà e Arturo per Verduci, Foti Baldè. 10 minuti al rientro in campo invece tocca a Sapone rilevare Crucitti. All'ora di gioco la punizione di Ocampo fa percorrere i brividi a Currà. Risposta a Reggio Ravagnese al minuto 62, Zuccalà per Gioiello che controlla e calcia mandando alle stelle. Un minuto più tardi Soriano ancora pericoloso, lancio in profondità per Ocampos che di prima manda nello spazio Straropoli che calcia trovando la deviazione provvidenziale di Maisano in corner. Dentro anche Pavianiti, il luogo di Cordova, non c'è più tempo, pari e patta 0-0 tra Soriano e Reggio Ravagnese. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.